Buongiorno Regione, buongiorno Friuli Venezia Giulia. Oggi 14 novembre, giovedì, una mattina all'insegna del gusto. Parleremo infatti di Ein Prosit, la manifestazione enogastronomica che si apre oggi nel Tarvisiano, mostre, assaggi, itinerari del gusto, degustazioni guidate, questo e tanto altro avverrà fino a domenica nella Kermesse. Poi parliamo, fine settimana comincia Ein Prosit che si terrà a Tarvisio e Malborghetto fino a domenica, rassegna di alta cucina e di vini. Si parte oggi con 6 eventi culinari di degustazione in vari luoghi che potete trovare sul sito einprosit.org. Ma come si caratterizzerà questa edizione che avrà 90 appuntamenti? Lo chiediamo a Luigi Vignando che si occupa della comunicazione di questo grande evento. Buongiorno, Ein Prosit è il festival dedicato ai vini da vitigno autoctono italiani e internazionali, che incontra il meglio della cucina locale, nazionale e internazionale. 90 appuntamenti, come dicevi tu, divisi in 7 percorsi, la mostra assaggio, laboratori dei sapori, degustazioni guidate, le attesissime cene con grandi chef stellati del panorama italiano e internazionale, le curiose welcome home, cene nelle abitazioni private e cene nei ristoranti della Val Canale. L'anteprima si è tenuta ieri sera con una cena dedicata agli under 25, stasera e domani sera nei principali ristoranti del Tarvisiano ci saranno cene con grandi chef, Igles Corelli, uno dei maestri della cucina d'autore italiana, domani sera Ciro Salvo, che è un po' il re, della pizza napoletana, Thomas Kavcic, ambasciatore della cucina slovena nel mondo, la vegana Daniela Ciccioni. Poi la rassegna entrerà nel clou sabato e domenica. Esatto, le cene non tutte, molte hanno anche un prezzo elevato perché si tratta di grandi chef. Per chi invece è solo curioso di vedere senza dover necessariamente tirar fuori molti soldi, c'è per esempio un seminari incontri a Palazzo Venezia a Malborghetto, anche degustazioni a basso prezzo. Quali saranno gli ospiti? Cosa succederà? Allora, sabato c'è la mostra assaggio che è molto attesa a Malborghetto perché ci saranno 130 aziende enogastronomiche che esporranno e permetteranno al pubblico di assaggiare e degustare i propri prodotti. Grandi ospiti nei laboratori e nelle degustazioni, esperti del settore come Paolo Marchi e il pasticcere Gianluca Fusto, accompagnati dai principali chef che poi saranno anche nelle cene nei ristoranti, guideranno il pubblico alla scoperta dei segreti nella preparazione delle pietanze, permetteranno anche la degustazione. Sabato mattina Gianluca Fusto presenterà in assoluta anteprima Ice True, lo strudel stravolto e straordinario, che è il nuovo dolce del Tarvisiano. Degustazioni guidate che permetteranno di approfondire la conoscenza dei vini regionali, ma non solo, con grandi esperti come i giornalisti Giuliano Sangiorgi e Gianluca Mazzella, il sommelier campione del mondo Luca Gardini ci introdurranno permettendoci di conoscere la storia, le caratteristiche organolettiche, ovviamente le degustazioni. All'interno del percorso delle degustazioni 2 appuntamenti curiosi con l'attore Giuseppe Battiston che racconterà la sua passione per il vino e la presidente della regione Deborah Serracchiani. Ecco, ci saranno anche 5 blogger esperti di cibo e poi ricordiamo che per chi volesse dormire a Tarvisio, magari vuole bere qualche bicchiere in più senza dover prendere la macchina, c'è un pacchetto in breve quanto costa e dove si può prenotare? Il pacchetto costa 100 euro, permette una notte col prenotamento e prima colazione, una cena, oppure 2 ingressi alla mostra assaggio e una degustazione, un laboratorio. Si può prenotare sul sito einprosit.org oppure telefonando al Consorzio Tarvisiano. Grazie a Luigi Vignando. Noi rimaniamo in tema di montagna e ci spostiamo